Il vescovo Alberto Tanasini ha indetto la seconda visita pastorale alla diocesi di Chiavari, che inizierà domenica 17 febbraio e proseguirà fino alla primavera del 2020. Le prime tappe saranno nel mese di marzo i 4 ambiti del vicariato di Sturla e Graveglia e fra la fine del mese di marzo e l'inizio di aprile l'ambito di Santa Margherita Ligure. Poi ci sarà una lunga pausa e la visita riprenderà in autunno. La visita pastorale è uno dei compiti che il vescovo svolge ed è quello di andare a incontrare le varie comunità presenti nel territorio della diocesi, con la sua presenza essere segno appunto dell'unità diocesana, del suo essere pastore della Chiesa che è in Chiavari e quindi di accompagnare e sostenere le realtà parrocchiali o le comunità presenti in diocesi. La scelta è quella di incontrare le comunità parrocchiali non singolarmente ma per ambiti. Questa parola è un po' particolare, forse un po' ormai l'abbiamo imparata a conoscere. Sono quegli spazi, quelle realtà di territorio dove diverse comunità parrocchiali sono state invitate a lavorare insieme. Sono state definite già in passato e certamente le linee pastorali che il Vescovo ha dato l'anno scorso le hanno rilanciate. Quello che lui ha scritto nella lettera con cui ha indetto la visita pastorale è proprio quello, no? Il desiderio di farsi presente nei singoli ambiti pastorali per poter accompagnare questo lavoro che si è avviato con le linee pastorali, là dove è già stato avviato, e forse anche aiutare quegli ambiti in cui si sta iniziando questo cammino di comunione. Il cuore, come si prepara all'arrivo del vescovo? Perché forse ciascuno lo può attendere, al di là dei gruppi strutturati, diciamo. Sì, io credo che lo si prepara innanzitutto col desiderio di accogliere un po' questa sfida che il vescovo, non da solo, ma insieme alla comunità della diocesi intera, ha accolto con le linee pastorali, che è una sfida che, se ricordiamo, nasce ancora dal lavoro dei tavoli, no? E da chiederci come Chiesa di Chiavari come possiamo oggi annunciare il Vangelo nel nostro territorio. E allora, se c'è questo desiderio di chiedersi come possiamo crescere oggi nel vivere il Vangelo, credo che sia la ragione di fondo. Il Vescovo e noi insieme a lui possiamo confrontarci, aiutarci ad accogliere questa sfida.